Buongiorno e benvenuti in diretta su Unica Radio. Sono venuti a trovarci questa mattina Luigi Tontoranelli e Buongiorno. Salvatore Spano, Ciao, eccoci che qua. andranno in scena da domani al Teatro Massimo di Cagliari, quindi dal 20 gennaio al 22 per Piacere Chet Baker. Uno spettacolo con Luigi Tontoranelli, Salvatore Spano al pianoforte e Giovanni Sanna Passino alla tromba. Iniziamo a raccontare questo spettacolo, iniziamo a raccontare anche ai nostri Facebook spettatori che voi arrivate dal teatro adesso. Sì, arriviamo dal teatro perché abbiamo fatto una prova soltanto musicale per i miei pezzi musicali con lui. Io canto naturalmente i pezzi di Chet Baker e allora siamo di recente prova, eccoci. Siete di recente prova, belli ancora immersi Sì, nella West Coast. Sì. Da dove nasce l'idea di portare in scena Chet Baker? È un Dunque- personaggio molto importante, appartiene alla storia del jazz, è uno dei trombettisti più influenti del cool jazz, insieme a Jerry Mulligan. Hai detto tutto tu adesso, io che dico? Scusa. Però, No, no, vabbè. è giusto per spiegarlo a chi Vabbè. ci sta guardando, però insomma una Sì. bella responsabilità. Non voglio, Ecco, adesso non mi voglio mette pure metterti l'ansia ansia. perché dice la responsabilità come farai mai. Vabbè, insomma, la colpa è mia. Mm. La colpa è mia perché è successo tutto una mattina, poi lo racconto anche durante il concerto, durante lo spettacolo, anzi durante lo spettacolo, diciamo così. Insomma, una mattina io ero in giro con la radio accesa, anzi mi si accende la radio all'improvviso, non so, ho toccato qualcosa, sento uno che canta e dico, ma questo qua c'è una voce che in qualche modo, per qualche verso assomiglia un po' alla mia, perché ha una voce, cioè avete presente, no? Chet Baker quando canta ha una voce un po' afona, un po' strana. Sì, sì. una voce molto Sì. morbida. Morbida anche, sì. sì. Insomma, è la cosa che mi ha molto colpito, questo, perché ho detto, ma questo ha una voce che veramente può essere quasi. Allora ho detto, vabbè, mi fermo, diranno chi è alla fine del pezzo, e l'hanno detto. Ed era questo tipo che si chiama Chet Baker. Scusami se dico così, ma io non lo conoscevo, sicché faccio anche la figura di ignorante, però è stato questo, è stato un po' un Ti ricordi anche che brano stavi ascoltando? My Funny Valentine. Ah, My Funny Valentine. Insomma. My Funny Valentine era questo brano qua e ho detto vabbè, allora mi devo procurare un CD di questo tizio che si chiama Chet Baker. E l'hai procurato? L'ho fatto il giorno appresso, sì. L'ha procurato e lì entra già in ballo Salvatore? No, Oppure no, questa è successivamente? stata una gestazione di parecchio tempo, di parecchi anni, perché dico, ma sarò poi in grado di fare una cosa del genere su Chet Baker? Che faccio? Lo posso cantare o non lo posso cantare? Poi un giorno è successo questo, che ero in casa, c'era il disco di Chet Baker che andava, a un certo punto entra mia nipotina, Chicca, e fa, ma chi è zio che canta? Allora ho detto, vabbè, forse è il caso che mi butti in questa cosa qua, e allora ho chiamato uno forse il pianista più importante jazz della Sardegna. La colpa mia è proprio quella di avergli dato retta. Ecco, sì. Sì. E allora Com'è non nato? scamperete. Tu gli hai fatto una chiamata e gli hai detto, senti Salvatore, dobbiamo In iniziare a realtà, lavorare su no, Chet un Baker. aereo. No, in aereo. In aereo? Una prima, sì, Sì, un giorno ne parlammo. In aereo. È vero che andavamo tutti e due a Roma. Sì. Poi un altro giorno è successo che facevo la maratona di New York con Giannetti, ti ricordi la maratona di New York? sì, certo E che lui mi venne a ricordo. vedermi e ne parlammo subito dopo lo spettacolo, insomma. E dicemmo, ma a me pure mi interessa, vediamo che si può fare. Ma fare la maratona? No! Maratona no, perché non vuole, c'ha la panza. No. Se no, come faccio a mantenere questo stato di forma? Raccontiamo che ci sta guardando che l'anno scorso è andato in scena al Teatro Massimo, ormai parliamo di un anno e mezzo fa quando Sì. è iniziato tutto, Sì, perché poi ha continuato. sì, ha continuato. Maratona di New York Di Edoardo Erba. di Edoardo Erba, che ha visto protagonisti gli atleti Luigi Tontoranelli e Corrado Giannetti. E l'abbiamo fatto poco tempo fa a Padova, in un palazzetto dello sport, dove c'era tutta una rassegna sullo sport, eccetera.
è andato molto molto bene e continueremo a farlo quando ce lo chiederanno e Quindi ti devi sempre tenere in forma. allenamento permettendo. Ti devi sempre tenere in forma. Ma parliamo comunque di Chet Baker, Sì, no? parliamo di Chet Baker, ricordiamo Stiamo seduti, io sto seduto al piano, quindi non corro, non c'è nessuna maratona. com'è stato lavorare sul personaggio, perché è un personaggio insomma bello complesso. Sì, è un po' complesso, insomma, il complesso non è semplice, lo sappiamo tutti quanti, che vita tribolata ha avuto, no? Dal successo degli anni 50 a tutto il decadimento della droga, no? Quando lui è stato mangiato da questa bestia terribile che era l'eroina e tutto il resto. Per ben 2 volte ha perso i denti, gli Per incisivi. per ben una volta da bambino, Sì. quando giocava coi sassi, e un'altra volta quando è stato corcato de botte, si dice a Roma, da un complesso di malviventi che andavano presso la droga e alla restituzione di denaro. Sì. Salvatore, per te non è stata una scoperta, Chet Baker, immagino che poi abbia fatto parte del tuo percorso di studi, insomma, ci sei passato sì. più volte. Sì, Chet Baker però come rappresentante rivisitarlo in questo modo è singolare anche per un musicista. Assolutamente sì, anche perché appunto il jazz come musica è forse quella che meno può prescindere dal contesto sociale nel quale vivono e hanno vissuto i protagonisti. E quindi riuscire a riunire la musica, questa musica con il contesto appunto e la storia e i personaggi che ruotavano intorno, praticamente la rende completa. L'occasione è stata ghiottissima, tra l'altro il repertorio di Chet Baker è praticamente fatto solo e esclusivamente da delle bellissime canzoni Sì. che lui cantava e suonava. E questo un po' poi è quello che gli ha dato questa notorietà, nonostante poi i trombettisti della storia del jazz siano anche altri, Miles Davis, Gillespie. Lui Freddie Hubbard, Clifford sì, Brown, vabbè, c'è l'imbarazzo della scelta. Potremmo Paolo Fresu oggi. Perché no? La cosa importante è che lui è riuscito a dare un taglio stilistico personale e ad avere questa nicchia di pubblico che lo ha reso veramente immortale. Ha reso immortale soprattutto anche la sua fisicità. È stato importante anche come lui si poneva, l'angelo caduto. Lui era un angelo caduto. Sì. Era bello. Sì, pare sì. fosse bellissimo da ragazzo. Sì. Sì, infatti se vedi le foto, Sì. senza sto dente che gli manca, però molto bello. Ma pure quello diventava qualcosa di... Sì, soprattutto il fatto, spieghiamo anche a chi ci guarda, di riuscire a suonare la tromba. Cioè, nella tromba, quando si suona la tromba è fondamentale avere i denti, perché la tromba non è uno strumento ad ancia e quindi ha bisogno che l'ància venga formata dal labbro, quindi la pernacchietta bisogna fare. Una certa E quindi pressione. bisogna proprio. fare una pressione importante e se tu per 2 volte hai perso i denti e continui a suonare la tromba come un dio, Vuol dire che lo sai fare. Beh sì, assolutamente. Sì. Beh, lui ci ha messo un sacco di tempo per riprendersi dopo Sì. che le hanno fracassato i denti davanti. Insomma, ha passato 3 anni prima di riuscire a bene riprendere. con la dentiera. Sì. Sì, certo. Perché allora non si facevano gli impianti, o almeno non lo so. Comunque lui aveva questa dentiera che ogni tanto si toglieva, faceva, rimetteva con la plastica, con tutte le robe che servono. doveva riabituarsi in qualche modo, sì. però comunque insomma testimone tutto questo della sua grandissima abilità tecnica. È un talento Sì. enorme, un talento eccezionale che gli consentiva di imparare la musica senza bisogno di saperla leggere. Aveva un orecchio straordinario, come raccontano anche nelle varie biografie. Sì. E come racconto io anche nello spettacolo. Quanto dura lo spettacolo? Non vi preoccupate, un'oretta. Sì. Un'ora e 5, un'ora e 10? Sì, no, di più. un'oretta. Un'ora e 5. Ma, tu fai Chet Baker in prima persona? E questa è una sorpresa? Facciamo che è una sorpresa, se no diciamo tutto non si può. Ok. No, in prima persona, un po' in prima persona, un po' in seconda, c'è tutta una serie di cose che combaciano tra la mia vita e la sua, un po', con i denti per esempio, perché anch'io da ragazzino mi sono rotto i denti davanti. Quindi hai trovato, incisivi. hai Però trovato un po'... non suonavo la tromba. Hai Sì. trovato qualcosa in comune con la tua vita? Cioè, Chet Baker, poi questa è una domanda che faccio sempre agli attori, però
anche ai musicisti, ma in questo caso il fatto di aver studiato poi un personaggio che interpreti, cosa ti rimane di Chet Baker? Beh, rimane questo fatto un po' di solitudine, no? Perché io sono un po' un solitario. Un po' di solitudine, un po' di essere un po' scontroso, cioè, non inclina alla parola, ecco. Okay. Io lo dico sempre, che se fossi nato in Sardegna, sono un laconico, se fossi nato in Sardegna sarei nato a Laconi. E quindi eccomi qua. Insomma, ho trovato un po' questo senso della vita un po' distaccato dagli altri, ecco. È una cosa che mi appartiene molto. Sì, è così. Sono un Nella musica invece abbiamo cercato di sottolineare innanzitutto la passione e il gusto di Chet Baker per la melodia, per la bellezza della musica, intesa proprio come eleganza. E il suo stile, insomma, era questo. Poi era un personaggio che in Italia ha avuto anche un discreto successo proprio perché ci è vissuto. Sì, ha lavorato anche, adesso non vorrei sbagliarmi, però ho letto un po' di tempo fa la sua biografia. Lavorò anche in un distributore di benzina. Questa è una cosa che si dice sempre, però pare che non sia vera. Su Chet Baker si dicono tante cose, però a volte l'una è il contrario dell'altra. No, una cosa importante, io per motivi anagrafici non ho avuto modo di frequentare in quel periodo l'ambiente musicale, soprattutto quello romano, ma ho suonato con degli amici, con delle persone Franco Cerri, per esempio, che hanno suonato con lui. Suonato Pier Annunzi. Sì, lui... Era col quintetto di Lucca. E poi ha fatto anche dei film. Lui ha fatto un film con Celentano e Mina, ha fatto un altro film. Poi ha fatto, per esempio, Nei Soliti Ignoti suonava lui. Nei Soliti Ignoti, ma soprattutto interessante anche un altro risvolto che poi c'è stato rispetto alla storia di Chet Baker, il racconto in diretto che ne è stato fatto nel film Piano Solo, dedicato a Luca Flores, che è appunto il libro scritto da Walter Veltroni. Nel film appunto Piano Solo, Luca Flores viene interpretato da Kim Rossi Stewart e Luca Flores arriva all'apice della sua carriera a venire selezionato poi da Chet Baker per iniziare il tour europeo, quindi aveva bisogno di formare di creare una formazione che lo accompagnasse nel tour europeo. Era stato designato come pianista Luca Flores. Sfortunatamente poco dopo è morto, perché poi non possiamo neanche dire che si è suicidato o è stato ucciso, perché non è mai stata chiarita poi la dinamica. Luca Flores, che io pensavo fosse un sardo, invece no, è no, Floris. Che tra l'altro Flores è stato il maestro di jazz di Stefano Bollani, quindi tutto poi prima di fare la diretta parlavamo della storia del jazz, che tutto si intreccia e ritorna in qualche modo, e anche in questo caso sono tante le maglie che poi uniscono diversi musicisti e compongono poi questa storia molto affascinante. Io qualche anno fa sono stato ad Amsterdam, sono capitato per caso, cioè l'avrei dovuto cercare, però ci sono proprio capitato di fronte all'albergo, sotto il quale poi lui è morto, quindi quel marciapiede nel quale è stata messa una bella targa commemorativa, ed è stato particolare trovarsi lì di fronte. C'era un freddo incredibile, però in quel momento mi è venuto ancora più freddo, cioè, rimani gelato, perché Chet Baker per me è sempre stato un mito, quindi trovarmi di fronte al luogo in cui è morto, dopo che ti troverai di fronte al luogo in cui è morto anche adesso nel racconto che io farò. Bello, non vogliamo poi chiedervi che interpretazione avete dato voi rispetto alla morte, lo scopriremo poi andando appunto ad assistere al vostro spettacolo, che ricordo da domani, quindi 19, domani alle 19. Da domani alle 19, sì, poi sabato 20, alle 17 e alle 20. Sabato alle 18 e alle 20:30, scusate, stiamo quindi sabato è doppia, sabato è doppia. E poi domenica alle 17. Domenica alle 17. Però abbiamo saputo dal dire 20 al 22 al Teatro Massimo, poi andate sul sito di
di Sardegna Teatro e lì Troverete. trovate tutte le informazioni e tutti gli aggiornamenti del caso. Siamo andati a sfogliare un po' la storia di Chet Baker insieme a Luigi Tontoranelli e Salvatore Spano. Ricordiamo che insieme a loro sul palcoscenico ci sarà anche Giovanni Sanna Passino alla sì. tromba, quindi che avrà poi il compito di raccontare la tromba di Chet Baker. Quindi E lo fa molto Un bene. po', sì, sì, ci sì, crediamo, sì, sì, ci sì, crediamo. sì. Quindi grazie per essere venuti a trovarci, averci presentato Piacere Chet Baker dal 20 al 22 gennaio, Teatro Massimo di Cagliari. Andate sul sito di Sardegna Teatro, vi informate rispetto a questo spettacolo, ma anche sul sito di Unica Radio vi forniamo tutte le informazioni. E poi insomma questo video lo potete riguardare quando vorrete. Ciao, grazie. A Ciao, presto, aspettiamo, ciao, arrivederci, grazie. ciao.